Buonasera e benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Scippa una ragazza e investe un turista, folle corsa di un rapinatore in scooter tra le vie del centro storico di Catania che finisce addosso ad un francese, perde la borsetta rubata e poi viene arrestato, si cerca il complice. Far West a Giarre nel Catanese, un pregiudicato esplode 11 colpi di pistola all'esterno di un chiosco di 3 punti. Ferito un carabiniere, il raid sarebbe legato a vecchi rancori fra l'aggressore e il titolare del bar. L'uomo è stato arrestato. Naufragio del Beisan, il racconto del marinaio tra gli indagati per il naufragio di Porticello. Ho svegliato il comandante, siamo stati sbalzati in acqua, poi siamo riusciti a risalire e abbiamo cercato di salvare tutti. Intanto sono state eseguite le TAC sui primi 4 corpi, lunedì le autopsie. Giallo a Ragusa, dove una giovane donna è stata trovata morta in casa. Si attendono i risultati dell'autopsia per chiarire le cause del decesso. 2 indagati. Ultimo giorno di agosto, Palermo continua ad essere invasa dai turisti, bilancio più che positivo per il capoluogo siciliano, ma gli esercenti lamentano poco decoro e pulizia per accogliere i vacanzieri. Calcio, domani l'esordio del Palermo al Barbera contro il Cosenza. Sulla squadra di Dionisi pesano molte assenze. Serie C, affari fatti e sfumati, la rabbia e la delusione di Faggiano all'indomani della chiusura del calciomercato. Il Trapani prepara l'esordio stagionale al provinciale contro il Picerno. Il Messina sconfitto ieri sera in Puglia dal Cerignola. Bentrovati. Catania scippa una ragazza e travolge un turista mentre scappa in scooter per le vie del centro storico. Arrestato un 19enne, ore contate per il complice. Angelo Gagliano. È un 19enne di Mascalucia il giovane arrestato per lo scippo di venerdì sera in pieno centro storico a Catania, che ha provocato il ferimento di un turista francese travolto dallo scooter a bordo del quale viaggiavano 2 malviventi. A permettere l'identificazione dello scippatore, ora si cerca il complice, è stata la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima dello scippo, una 25enne catanese, si trovava in compagnia del fidanzato quando è stata assaltata in via Don Luigi Sturzo da 2 banditi a bordo del mezzo a 2 ruote che hanno poi tentato di fuggire per le vie del centro, inseguiti da un testimone su un altro scooter. E per fare perdere le loro tracce, i malviventi hanno imboccato via Manzoni in controsenso, investendo il turista francese che è rimasto gravemente ferito sull'asfalto. Nell'impatto i 2 banditi hanno perso la borsetta. Di Catania il 48enne d'Oltralpe ha visto ben poco e purtroppo non ricorderà monumenti e piazze, ma l'ospedale Cannizzaro, dove si trova ricoverato per la frattura di tibia, perone, clavicola e di 2 costole. Un grave fatto di cronaca che riporta alla mente l'aggressione dello scorso anno, quando un turista polacco rimase gravemente ferito durante una rapina nella centralissima piazza Stesicoro, episodi che purtroppo si ripetono, colpendo al cuore una città che di notte non brilla certo alla voce sicurezza. Siamo nelle mani di Dio, reazioni di sconforto dopo l'ennesimo episodio di cronaca avvenuto in pieno centro a Catania. Gli operatori turistici, la città non è sicura, servono più controlli. Sentiamo Tonino De Mana. La sicurezza è al 50% riguardo Piazza Università. E il resto? Il resto in mano di Dio. Questo ristoratore catanese non le manda a dire e chiede, quasi sconfortato, un maggiore controllo delle forze dell'ordine. È un risveglio amaro, non solo per il malcapitato turista, ma anche per la città che ancora una volta balza agli onori della cronaca per intollerabili episodi. Un danno d'immagine non indifferente e che mette in difficoltà persino le guide turistiche. Terribile quello che è successo e anzi auspichiamo che i responsabili siano assicurati alla giustizia con una pena esemplare. Questo chiediamo, una pena esemplare, ma chiediamo soprattutto all'amministrazione che collabori con noi professionisti del turismo nel mettere a nostra disposizione risorse e protezione del territorio. Rincara la dose il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo. Un fatto che rende ogni politica turistica soltanto velleitaria, incoerente, incongruente ed è paradossale anche che tutto questo avvenga a pochi passi dalla sede del municipio, dalla questura di Catania. Non solo questo fatto grave, ma ieri sera sono stato in centro ed è paradossale vedere che alcune macchine erano posteggiate all'ingresso dell'area pedonale di via Crociferi, che il castello Ursino non era assolutamente illuminato e che una pattuglia dei vigili urbani non era assolutamente presente se non l'auto messa lì accanto al castello Ursino vuota. Servono maggiori controlli, più uomini
droni, telecamere e magari qualche accorgimento, specie nelle ore notturne. Prendono di mira il singolo, noi di solito giriamo con gruppetti e il gruppo fa un po' la forza, cioè non ti si avvicina al malintenzionato quando hai un gruppo intorno, è più raro. Non solo Catania violenta, anche Palermo violenta, dalla rissa in via Dante al giornalista picchiato in corso Tucorì. La scorsa notte sono volati tavoli e sedie in un pub a pochi passi dal Teatro Politeama. 5 giovani si sono scagliati contro un gruppo di ragazzi. Qualcuno ha anche danneggiato le auto parcheggiate e uno dei dipendenti del locale è stato colpito e sono stati necessari diversi punti di sutura alla testa. E poi c'è il caso del giornalista picchiato e rapinato in corso Tucorì. Il cronista è stato avvicinato da alcuni sconosciuti che lo hanno pestato e gli hanno rubato l'auto. In entrambi i casi le indagini sono condotte dalla polizia. Sparatoria a Giarre, all'esterno di un chiosco, ferito un carabiniere, arrestato un pluripregiudicato di 50 anni. Il raid dovuto a vecchi rancori fra l'aggressore e il titolare del bar. Marco Carli. Un carabiniere ferito e un pregiudicato arrestato. È il bilancio della sparatoria avvenuta in un chiosco di 3 punti, una frazione di Giarre, nel catanese. I fatti: un uomo che si era recato al chiosco insieme al figlio, alla moglie e alla nuora avrebbe aggredito il titolare del bar per vecchi rancori. Il gruppo ha lasciato il luogo poco prima dell'arrivo dei carabinieri chiamati dal titolare dell'attività. Mentre i militari raccoglievano le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltavano i testimoni, l'uomo è tornato sul posto alla guida della sua auto e dopo aver rallentato la marcia improvvisamente ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, esplodendo 11 colpi contro i militari e i presenti davanti al chiosco, ferendo in modo non grave alla testa il vice brigadiere dei carabinieri, che è già stato dimesso dopo le cure del caso dall'ospedale di Giarre. Da quel momento è scattata una caccia all'uomo. Il pluripregiudicato, un 50enne attualmente agli arresti domiciliari e fuggito in auto, è stato individuato grazie anche ai sistemi di videosorveglianza e fermato mentre percorreva la strada a piedi fra Piedimonte e Giarre. Si chiama Giuseppe Marchitto del Popolo. Era stato arrestato per detenzione illegale di armi da fuoco, danneggiamento aggravato e violenza privata ad inizio 2023 col fratello Daniele. Sono tuttora in corso da parte degli investigatori le ricerche dell'arma utilizzata dal malvivente. Il comandante aveva dato l'ordine di svegliare tutti, ma non c'è stato il tempo. Lo ha raccontato il marinaio di guardia sul ponte del Basian, che ha descritto agli inquirenti per filo e per segno la sequenza di eventi che hanno portato all'affondamento dell'imbarcazione. Sentiamo Manlio Viola. È il giorno dei primi esami sulle salme delle vittime del Bayesian. Sono state eseguite le TAC sui coniugi Blumer e Morvillo, 4 dei 7 corpi delle vittime. Gli esami preludono alle autopsie che si svolgeranno da lunedì. Intanto la Procura ai Termini Imerese continua ad acquisire testimonianze importanti per ricostruire cosa è accaduto nella mezz'ora che ha portato all'affondamento del veliero di lusso a Porticello. Ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti Matthew Griffith, il marinaio di guardia sul ponte, una versione che scagionerebbe tutti. Ho svegliato il comandante quando il vento era a 20 nodi, ha detto. Lui ha dato l'ordine di svegliare tutti gli altri. Mentre l'equipaggio arrivava sul ponte, la nave si è inclinata e siamo stati sbalzati in acqua, ha continuato. Poi siamo riusciti a risalire e abbiamo cercato di salvare quelli che potevamo. Non ha parlato invece di portelli e boccaporti perché non di sua competenza. Gli avvocati del marinaio Griffith e dell'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton stanno valutando se chiedere consulenze tecniche sulle cause del naufragio. Il veliero non è dotato di scatola nera, ma ci sono tracce dei suoi spostamenti nei sistemi di navigazione sia di bordo che esterni. Questa mattina era stata ascoltata Rosalia Orlando, titolare di un cantiere che la notte del naufragio ha assistito alla tragedia. La Orlando ha detto di aver fatto notare alla Guardia Costiera, prima della tragedia stessa, l'errata scelta del luogo per gettare l'ancora. Alle imprenditrici sarebbe stato risposto che si trattava di una decisione dell'equipaggio. Poi ha raccontato di aver visto durante la tempesta il veliero perdere la presa dell'ancora e rimanere in preda alle onde. Tutti elementi che dovranno essere riscontrati dalle perizie dopo il recupero del relitto. Una giovane madre è stata trovata morta in casa a Ragusa. Si attendono i risultati dell'autopsia per chiarire le cause del decesso. Intanto sono 2 gli uomini vicini alla donna indagati in questo momento. Veronica Barbarino. Omicidio colposo, morte a seguito di un altro reato ed omissione di soccorso. Sono queste le accuse a carico di 2 persone indagate per la morte della 31enne Nadia Fiammetta. I fatti risalgono al pomeriggio del 25 agosto scorso, quando qualcuno ha allertato il numero di emergenza unico a seguito di una richiesta d'aiuto da parte di una persona uscita da una casa del centro storico di Ragusa.
All'interno dell'abitazione, nella camera da letto, la giovane donna era già deceduta all'arrivo dei soccorsi e dei militari dell'Arma. Assenti segni di violenza. Nadia era originaria di Vittoria, ma viveva a Ragusa ed era mamma di una bambina. Da quanto si evince dai social, emerge una figura molto fragile. Adesso, ha scritto la madre, hai trovato la serenità che ti è mancata in questi anni. Ti toccherà capire cosa sia successo in casa quel giorno e saranno anche gli esiti dell'autopsia, che verranno consegnati entro 90 giorni, a chiarire le cause della morte, se tempestivi soccorsi potevano salvarla e la eventuale presenza di sostanze estranee alla normale nutrizione. Cambiamo argomento e parliamo di turismo perché siamo al 31 agosto, ma Palermo continua ad essere invasa dai turisti. Bilancio più che positivo per il capoluogo siciliano. Marco Gullà. I numeri continuano a premiare Palermo, siamo a fine agosto e nonostante l'estate sia ormai ai titoli di coda, il capoluogo siciliano continua ad essere meta di tantissimi turisti, italiani e stranieri. Ho visto un turista che mi ha fatto piacere in quanto ho visto molti giovani e quindi già questo fa capire che questa città è una delle città più sicure in Italia. Qui siamo davanti alla cattedrale, un fiume di gente attraversa Corso Vittorio Emanuele, foto, selfie e vacanza che prosegue a oltranza. Diciamo è una bellissima città, certamente la Sicilia fa parte del sud, quindi, ma comunque tutta l'Italia è bella, nella parte sia quella del nord, centro-nord e via dicendo. È tutta bella. C'è però un elemento che ingrigisce la bellezza della città. La spazzatura come Napoli, quella veramente il sindaco dovrebbe provvedere, perché con tutti questi turisti che ci sono è impossibile camminare per le strade così. Alberghi e B&B ancora sold out, non sembra nemmeno il 31 agosto. Meglio le ferie, insomma, tra fine agosto e settembre? Sì, e soprattutto a Palermo, viva Dio! E se i numeri sembrano premiare il capoluogo siciliano, si dice poco soddisfatta Doriana Ribaudo, vicepresidente FIPE, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, che parla di un'estate sottotono dopo un inverno mediocre, che ha spinto tanti titolari in centro storico di pubblici esercizi e non solo a continui confronti. Tante le proteste emerse, oltre il disappunto per la mancanza di decoro, servizi e pulizia. Arrivano le prime nomine dei direttori sanitari e amministrativi a Palermo e Catania dopo l'ultimatum del presidente della regione Renato Schifani, ma mancano ancora una decina di nomine in giro per la Sicilia. C'è tempo fino a lunedì, ma già le scelte fatte agitano la politica. Intanto da Palermo arriva un secondo ultimatum: abbattere le liste d'attesa o manager subito a casa. Sentiamo Manlio Viola. Governo regionale pronto a cacciare i manager di ASP e ospedali siciliani se le aziende sanitarie non raggiungeranno gli obiettivi fissati, a cominciare dall'abbattimento delle liste d'attesa. E questo vale anche per i direttori sanitari e amministrativi, non solo per i direttori generali. Secondo ultimatum in 3 giorni da parte del governatore Renato Schifani al sistema della sanità pubblica. Troppe cose non vanno e devono essere sistemate. Il primo ultimatum è di giovedì scorso, quando Schifani ha ribadito quanto già messo nero su bianco dall'assessorato alla sanità, ovvero che entro lunedì 2 settembre i direttori generali devono procedere alle nomine dei loro direttori amministrativi e sanitari senza aspettare le indicazioni della politica. Così a Catania arriva Tamara Civello per la direzione amministrativa, Giuseppe Angelo Reina per quella sanitaria e a Palermo Ignazio Del Campo per l'amministrativa e Antonio Levita per quella sanitaria. Mentre di nomine ne mancano ancora una decina in giro per la Sicilia, le scelte fatte soprattutto a Catania però agitano gli autonomisti. Nella sanità etnea non ci sono più uomini di Raffaele Lombardo e questo creerà certamente qualche ulteriore tensione nella maggioranza. Ma Schifani va avanti, bisogna sistemare le cose e il governatore ribadisce che ci sarà un monitoraggio trimestrale e i provvedimenti di rimozione potrebbero scattare anche senza attendere la scadenza di contratto. Corsia da rifare, chiude di nuovo il tratto della A18 all'altezza della galleria di Letojanni. Parliamo della Messina-Catania. L'autostrada, la galleria, era stata da poco riaperta dopo anni di lavori e poi chiusa una decina di giorni fa perché si era allagata dopo il primo temporale estivo. Adesso il CAS comunica che chiuderà nuovamente dal 2 al 27 settembre per lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco con lo sport e il calcio giocato.
Ritorniamo in studio con il calcio. Si avvicina per il Palermo l'esordio al Barbera di domani contro il Cosenza. Nonostante le assenze che pesano per Dionisi, i rosanero vogliono dare seguito al successo di Cremona. Prima convocazione per l'attaccante Leduaron. Marco Gulà. Tutto pronto per l'esordio al Barbera del Palermo, rosanero che dopo la vittoria di Cremona sfideranno il Cosenza con l'obiettivo di dare seguito al successo dello Sini e scalare ulteriormente la classifica. Assenze però pesanti in casa rosanero, out Ver, Panica, Appua e Lucioni, oltre a Saric non convocato. Infortuni fanno parte del mestiere, è uno sport di contatto e i precedenti infortuni sono traumatici perché Gomis, Di Bartolo, Lucioni sono traumatici. Quindi fa parte, essendo uno sport con trauma ci sta, noi dovremo sopperire alle mancanze e non parlerò mai di chi non c'è. In avanti si va verso il rientro di Brunori dal primo minuto con Di Francesco e Insigne, esordio casalingo, oltre 25.000 spettatori presenti al Barbera. Il nostro pubblico non dovrà mai essere per noi un freno, anzi uno stimolo, poi come ha detto più volte un ex giocatore del Palermo, che me lo ripete, me lo ricorda anche la squadra, che è il vice direttore Giulio Migliaccio, l'allenatore non fa gol e neanche i tifosi purtroppo, per fortuna fanno gol nel nostro caso purtroppo, quindi in campo ci devono andare i giocatori supportati sì dall'ambiente, ma sappiamo benissimo che poi sono le prestazioni e i risultati che faranno la differenza nell'essere un tutt'uno. Prima convocazione anche per l'attaccante francese Leduaron. Forza Palermo! Il direttore sportivo del Catania, Daniele Faggiano, ha fatto il punto oggi pomeriggio in conferenza stampa sul calciomercato appena concluso. Francesco Triolo. Delusione e rabbia. Daniele Faggiano ha un volto che non mente quando si presenta in sala stampa per fare il punto sul mercato appena concluso e lui non nega il disappunto per come sono andate diverse operazioni, quelle sulle uscite mancate, soprattutto in rosa, anzi fuori lista. Infatti rimangono 6 giocatori che peseranno sul budget, giocatori che non hanno accettato alcuna soluzione. Tanti hanno rifiutato le squadre, qualcuno voleva andare in B, e sapevamo che il mercato non c'era per il singolo calciatore. Qualcuno mi ha rifiutato delle squadre dove potevano andare benissimamente a giocare in prestito. L'invito quindi a prendersi ognuno le proprie responsabilità, ciascuno per la propria parte. Lui le spalle ha ricordato di averle grosse, ma quella delusione e rabbia nasce anche per quanto magari ha sentito nelle scorse settimane da chi è fuori dal progetto. Poi il capitolo legato alla squadra che affronterà il prossimo campionato, una squadra che dovrà avere determinate caratteristiche. È una squadra che deve sudare sempre. Come è costruita la squadra è una squadra di ragazzi volenterosi e vogliosi di lavorare. Dagli obiettivi alle ambizioni, con quella ciliegina rappresentata da Roberto Inglese. L'inglese con me è stato sempre chiaro, ha detto io se scendo in C vengo solo al Catania. Lista piena, scelte fatte, adesso toccherà il campo, dare il suo giudizio. Messina ha sconfitto ieri sera in Puglia nella seconda giornata del campionato di Serie C. Giallorossi superati 2-0 dal Cerignola con i gol realizzati da Cuppone e Capomaggio. Sergio Colosi. Messina ingenuo, volenteroso, ma rimandato dopo la sconfitta in Puglia contro un'audace Cerignola solida e talentuosa. Il 2-0 per i giallo-blu premia la squadra più forte che ha ampiamente meritato la vittoria. In classifica si ritrova a punteggio pieno. Si aspettano le giocate di Cuppone e Salvemini, ma la difesa peloritana regge fino al disastro del minuto 20. Su un pallone vagante quasi innocuo, Rizzo ci mette tanto del suo e Krapicas fa il resto con Cuppone al terzo centro che intuisce di poterlo mettere alle spalle dell'ex Cerignola. Nella ripresa il duello tra i due si rinnova in area giallorossa, ma questa volta lo vince il portiere. Messina non pervenuto in attacco, Pedicillo prova qualche giocata, Anatriello dopo la gloria all'esordio si marca da solo e Petrungaro al Monterisi è spettatore non pagante. Tocca al subentrato Salvo sfiorare il pareggio, ma la deviazione di Saracco è decisiva. Al minuto 35 Capomaggio al rientro da titolare firma il raddoppio con un destro che supera Capricas, il cui esordio va presto dimenticato, così come l'intera prestazione dei suoi compagni. Vigilia di campionato invece per il Trapani che si prepara all'esordio al provinciale contro il Picerno. Sentiamo il tecnico granata Torrisi.
Una squadra ostica, da definire così, fastidiosa, che è molto intensa, una squadra che gioca con molta spensieratezza, è forte nelle transizioni, fortissima, è una squadra che prova anche a costruire senza timore dal basso per andarsi a creare molta verticalità e profondità, è una squadra che ha idee, è una squadra che ha dimostrato negli ultimi 2 anni il progetto che è ben delineato con 2 sesti posti in Serie C e playoff, quindi una squadra che ha dimostrato un ottimo precampionato, ha fatto bene in Coppa, è partita bene con l'Avellino e quindi sappiamo che è una partita difficile, però noi dal canto nostro siamo a casa nostra e come è inciso il fattore campo domenica, lunedì per l'avversario, deve oggi incidere per noi, domani deve incidere per noi, perché il provinciale pieno che spinge è un grande valore aggiunto per noi. Ci affidiamo alla nostra gente, alla nostra struttura mentale di squadra e cercheremo attraverso la prestazione di fare un risultato positivo. Bene, per stasera è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia. Un buon proseguimento di serata, arrivederci.